Marzo 2026. Mentre il mondo è distratto dai venti di guerra nel Golfo, nel cuore selvaggio della Sardegna sta accadendo qualcosa di molto più inquietante. Sotto le vette silenziose del Gennargentu, i sensori di monitoraggio sismico hanno registrato vibrazioni che non hanno nulla di naturale. Non sono terremoti, sono impulsi a bassa frequenza, ritmici, come il battito di un cuore meccanico colossale. Benvenuti a SPAC Sardinia. Oggi scendiamo nelle profondità della Terra, oltre i segreti militari della NATO, oltre le leggende millenarie, per svelare la verità sul più grande esperimento biologico della storia umana. Preparatevi, perché quello che state per sentire è il codice Genesi. I leak emersi nelle ultime settimane parlano di una struttura nota come livello -12. Un complesso sotterraneo che collegherebbe il poligono di Perdas de Fogu direttamente alle viscere del Gennargentu. Ma non è una base missilistica comune. Qui, dal 1970, si starebbe portando avanti il progetto Janus. L'obiettivo? L'ibridazione genetica. Secondo documenti riservati, la NATO e una fazione di entità extradimensionali starebbero collaborando per creare un nuovo tipo di essere umano. Un ibrido capace di sopravvivere alle radiazioni dello spazio profondo ed interfacciarsi con tecnologie a frequenza interdimensionale. E il materiale genetico utilizzato è il DNA sardo. Ma perché proprio la Sardegna? Per capirlo, dobbiamo guardare al passato. Le leggende parlano delle Yanas, piccole fate sapienti che vivevano nelle case scavate nella roccia. Ma se le Domus de Yanas non fossero state tombe, bensì laboratori di superficie, la nostra ricerca suggerisce che le Yanas fossero in realtà entità biologiche extraterrestri di piccola statura, simili ai grigi della moderna ufologia. Per millenni hanno monitorato e protetto il DNA sardo, mantenendolo isolato e puro. La Sardegna non è solo un'isola, è un archivio genetico di riserva per l'intera umanità, protetto da un velo di magia e folklore che oggi, nel 2026, sta per essere strappato. Per decenni, la sindrome di Quirra è stata un mistero tragico. Malformazioni, tumori, morti inspiegabili. La versione ufficiale parla di uranio impoverito. Ma la verità è molto più oscura. Le analisi condotte in segreto da SPAC Sardinia rivelano tracce di radiazioni esotiche, sottoprodotti di motori a curvatura e reattori a antimateria testati nelle profondità del poligono. Questi test non servono per la guerra terrestre, servono per stabilizzare i portali necessari al transito delle entità del progetto Janus. Gli abitanti della zona non sono vittime collaterali di una guerra convenzionale, ma cavie involontarie di un'energia che non appartiene a questo mondo. Il 2026 è l'anno del contatto genetico finale. Gli ibridi sono tra noi, pronti a guidare l'umanità verso una nuova era o a sostituirla definitivamente. La Sardegna è il punto zero di questa trasformazione. Cercate i segnali. Luci fredde nei boschi, sogni ricorrenti di piccole figure sapienti, frequenze anomale nei vostri dispositivi. Il codice Genesi è stato attivato. E voi, siete pronti a scoprire cosa siete diventati? Restate svegli, restate liberi. Questo è SPAC Sardinia. Al prossimo episodio. Benvenuti su SPAC, Sardinia Paranormal Archaeology Channel. Mi chiamo Gianni, investigatore del paranormale e da 30 anni appassionato di ufologia. Vi guiderò in un viaggio unico tra i misteri del mondo e i segreti dell'archeologia fino ai confini dell'ignoto. Dal passato antico alle stelle, insieme cercheremo risposte a ciò che il mondo non osa spiegare. Preparati a scoprire reperti dimenticati, leggende sussurrate nei secoli e fenomeni inspiegabili che sfidano ogni logica. Se anche tu senti il richiamo dell'ignoto, questo è il posto giusto. Insieme porteremo luce dove regna l'oscurità. SPAC Sardinia, il canale dove il passato, il paranormale e il cosmo si incontrano.